Buongiorno, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it. Dopo la giornata di neve ieri, oggi tempo mite, ma il problema adesso è quello del ghiaccio e del gelo. La temperatura è scesa sotto lo zero nella notte e il gelo è arrivato soprattutto nell'Alto Varesotto, dove si registrano disagi su alcune strade. I mezzi della provincia di Varese sono entrati comunque in azione. A Varese città invece la situazione è tranquilla, le strade sono pulite. In Piazza Repubblica questa mattina è stato spalato lo spazio occupato dalle banche del mercato, che oggi si svolge in una versione natalizia. Le previsioni: il centro geofisico prealpino annuncia per oggi un freddo già invernale con temperature comprese tra 4 gradi e meno 3 gradi. Domani, nel corso della giornata, possibili nevicate anche in pianura, fenomeno che comunque andrà ad attenuarsi già in serata. Vigili del fuoco impegnati anche oggi dalla mattinata in interventi per auto in difficoltà a causa del ghiaccio, ma nessuna situazione di particolare gravità. E adesso parliamo di Covid. Col monitoraggio dell'ultima settimana a livello nazionale si registra un aumento del 22,4% di nuovi contagi in Italia e una crescita del 12% dei decessi, del 16,3% dei ricoverati e del 13,6% di pazienti in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che avverte da 7 settimane continuano ad aumentare i nuovi casi, con una media giornaliera più che sestuplicata, da 2.456 casi registrati il 15 ottobre ai 15.110 del 7 dicembre. In tutte le regioni, tranne il Molise e Valle d'Aosta, si rileva dunque un incremento e la Fondazione avverte: con il trend attuale di crescita dei nuovi casi, anche se l'impatto sugli ospedali è ammortizzato dai vaccini, nelle prossime 4 settimane diverse regioni cambieranno colore. Cresce però anche il numero delle vaccinazioni. In 7 giorni, infatti, ci sono state 223.000 prime dosi, con un aumento del 31,7% di nuovi vaccinati grazie al Super Green Pass, mentre si registra anche un vero e proprio boom di terze dosi, con 2,6 milioni di richiami e un aumento del 52,6% in una settimana. Il monitoraggio rivela che alla data di ieri, l'8 dicembre, l'80% della popolazione in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino, percentuale molto più alta in Lombardia, che supera il 90%. E spostiamoci ora a Malpensa Fiere, che diventa anche un centro di ricerca per l'ecosostenibilità del settore tessile. Sentiamo l'intervista al presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, intervista realizzata da Emanuela Spagna. Le immagini sono di Domenico Ghiotto. Presidente Lunghi, Malpensa Fiere torna un po' alla sua missione originaria e punta sulla ricerca con il centro tessile cotoniero. Sì, Malpensa Fiere direi che ritrova una vocazione polifunzionale, quindi non più solo fieristico e congressuale, ma accoglie da oggi al suo interno il centro COT, che è uno dei più grossi centri, più importanti centri di ricerca nell'ecosostenibilità del tessile in Europa, e siamo felicissimi che abbiano scelto Malpensa Fiere per installare dei laboratori di ricerca proprio nel mondo dell'ecosostenibilità e dei nuovi prodotti. E Camera di Commercio è lieta di accoglierli per un periodo considerevole di tempo, e tutto questo va proprio nell'ottica anche della rinnovata polifunzionalità del centro, stante il fatto che a livello fieristico non sarà certamente più come prima il mondo. Ora la cronaca, spostandoci a Varese. In tribunale si è aperto questa mattina il processo per i lavori al lido della Schiranna, processo che vede come principale imputato l'ex presidente di Aspem Reti Ciro Calemme, accusato di abuso d'ufficio e turbativa della libertà di scelta del contraente. Tra i testimoni chiamati a deporre anche il sindaco di Varese, Davide Galemperti. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it.
E parliamo adesso della magia del Natale. Ieri sera il debutto delle lucine al Sacromonte. Vediamo il servizio realizzato da Emma Brumana. Lo spettacolo delle lucine di Natale illumina il borgo del Sacromonte. Ieri, mercoledì 8 dicembre, l'inaugurazione, impreziosita dai fiocchi di neve. Ce l'abbiamo fatta e le nostre lucine saranno accese per tutte le festività. Lo spettacolo sarà molto più bello se salirete ad ammirare le nostre fatiche, è il commento degli organizzatori, con ringraziamento particolare alle donne del gruppo che hanno partecipato agli allestimenti: Marinella, Graziella, le due Monica, Paola, Francesca, Lilli, Diana, Isabella, Giulia, Veronica, Camilla e Maria. Al lavatoio del borgo è possibile scrivere un pensiero sul Natale in un foglietto da appendere ai raggi del cuore. Il gruppo che ha dato vita allo spettacolo è denominato Lucine per il Sacromonte e vede protagonisti, tra i tanti, Livio Lonati, Giuseppe Marangon e l'ex vice sindaco di Varese, Daniele Zanzi. E chiudiamo, stando sempre in tema di Natale, con l'allarme lanciato dalla Coldiretti per il prezzo in crescita delle stelle di Natale. Il forte rincaro è determinato dalle bollette dell'energia elettrica, il cui costo sembra incidere appunto sul prezzo di vendita della pianta simbolo delle feste. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19. Buona giornata.